so preziatamente un autore di poesia e di musica con sus nostros ospites da essere un museo de unione e de ánimo sereno in questo periodo di tanto sereno è. Dunque come lo unimos preparamos o foro de escuchar de poesia, de escuchar de poetes. Buona serata. Buonasera a tutti e benvenuti un attoppio culturale mega importante per l'identità nostra sacra, mega importante per la cultura e per il sociale. Io, meno di voi che sono in questa sala mi conoscono, però pochi non mi conoscono, mi presento, sono Mario De Montis, sono di Ussi. Sono presidente di un'associazione culturale che si è nata alla Simbolo dal 2019. Nel 2019 ho fatto questa associazione, ho parlato loro dietro che a questa mia e con Rosa Colosio della Sala che io ho potuto dare. Noi questa associazione l'abbiamo fatta però poi tenere via questa cultura nostra in un modo itinerante, non un'associazione che riguarda solo i salari del sua, ma che aiuta la lingua sacra, la tradizione di tutta la linea. E stasera da voi è nata da Iussi, su bindi di Fregazzo, hanno presentato un libro di un altro grande poeta che fu nato nel 1370 in Ossi, si chiama Antonio Della Bocca. In questa occasione Marcella fu di Tossi, la legge di una poesia, per fare il suo marito Rossano, e io nacque dall'idea di fare questa serata di oggi. E abbiamo deciso per Marcella di dedicare a questo grande poeta Giuseppe Taras, chiamato Zio Poeta, che ha raggiunto denanti poco la lingua sacra e la tradizione. Però potrebbe dare più bene di quegli uomini devono essere dei nomi, quindi passo la parola a Marcella che ha da curare tutto questo verano del Giuseppe del Taras. Che ringrazio e alla cosa denanti. Grazie Mario. Buonasera a tutti, sono veramente contenta e orgogliosa di questa serata e di questa comunione del poeta che considero amico. Di conseguenza vi deve essere un scambio culturale e soprattutto di mantenere alta sul valore in scuola, mi è spazio doveroso valorizzare questo poeta che teniamo, che tante volte teniamo cioè minimizzato, invece sono cose veramente da tramandare e mi ha anche metà piacere che non solo sono da partecipare sono giovani, ma soprattutto mi ha fatto metà piacere che si sono iscritti a metà femmina, che prima è un tabù, la morgai, il tipo maschile, la poesia, invece scomo, è nel trascorso è un orgoglio che dà questa possibilità a tutto, dai minori all'anno, tutto questo sempre per aumentare, si scambia tra un'idea satira e poi si chiede ampliare il linguaggio nostro, la lingua nostra, in modo che noi andiamo a pensare che sì, che sono minori, stiamo piano, sono nelle che non sono fatti danni cose manco per usato. Invece, se questa manifestazione, questa serata, vogliamo la scommetteremo, praticamente è di nuovo si stimolo a qualcuno che magari è stergonzoso oppure di continuare. E io mi auguro proprio questo, che vi sia un continuo di serata scommettere questa, ok? Ringrazio i suoi amici di Ossi e dell'associazione alla Simbolo, tutto canta, che pensate che sono venendo metta da lontano. Le conseguenze per noi è un ulteriore ringraziamento per tutto su chiacchiere, ok? Passo la parola a Antonio Morro, prego. Buonasera a tutti. Quindi Benedetto da questo addobio legale, negozio culturale alla Simbolo, anche per capitalizzare la sede nostra. Tornando grazie a me per questo sozio,
la sua compaesana Marcella Bambino, che lui rappresenta in Siniscola. Ma contato Marcella, il canto l'ha prodotto anche in Siniscola Gusto Azoglio, dedicato al poeta del Sudocco, per evento diretto a Saccoca, zio poeta, zio Giuseppe Taras. E allora è il momento di ricordare qualcosa di questo nostro concittadino. Solo poche cose proprio per rinnovare una fama che lui aveva goduto per molta parte della sua vita. Giuseppe Taras è sempre stato conosciuto con il soprannome di poeta, tanto da trasmettere agli altri membri della sua famiglia e non solo discendenti questo appellativo. Sappiamo che in sardo il soprannome può connotarne un aspetto negativo della persona, non irresistibile, oppure avere una doppia funzione di riconoscimento di una qualità o di un segno distintivo di un'eredizia. Nel caso di zio Giuseppe, però, era il riconoscimento della collettività per una dote particolare che lo distingueva e lo metteva al di sopra dei vari facitori diversi, che in quel tempo era facile trovare solo sia nei zilleris, sia nelle varie occasioni di ritrovo della comunità, come matrimoni, battesimi, tusorios, uccisione del maiale e le molte altre occasioni che servivano per riunirsi. Tutti riconoscevano in lui la capacità di trasformare in poesia i vari momenti della vita, dall'aspetto familiare a quello collettivo, dalla tradizione alla religione, dai rapporti umani a quelli più complessi con la realtà che ci circonda. Zio Giuseppe Taras è nato a Siniscola nel 1881. Rimasto orfano a soli 3 anni di età, trascorre una vita povera di soddisfazioni, provando nella sua pelle i vari mestieri che quella società poteva offrire, dal servo pastore al bracciante, dall'operaio generico nella sua terra al tentativo anche di emigrazione. Quest'ultimo, effettuato nel corso del ventennio fascista verso Civitavecchia e dintorni di Roma, fallì miseramente perché la polizia del regime lo costrinse a ritornare a casa. Da questo fatto nasce anche la sua antipatia, non possiamo proprio chiamarla una vera opposizione, verso i seguaci di Mussolini. Antipatia trasformata anche questa in versi di lieve ironia verso i fascistetti del Porto e verso il loro massimo rappresentante. Finalmente poi l'acquisizione del mestiere di mugnaio e l'acquisto di un mulino tutto suo lungo il fiume alimentato dalla sorgente Froncheoche gli permise una buona indipendenza economica e con la stessa la voglia di coltivare al meglio la sua passione per la poesia. Il suo poetare si svolgeva in varietà molto note della poesia tradizionale, dalle ottave ai sonetti, dalle mode ai santi, al percorso del sentire religioso allora ancora molto presente. Io così conservo la memoria di un uomo dalla figura austera, che camminava dritto davanti a sé, sicuro di sé e delle sue capacità. Ma sicuramente non c'è da fidarsi troppo della memoria del bambino. Mi è spesso capitato di parlare però di zio poeta con tante persone, di ritrovare nella memoria di tante persone alcuni brandelli delle sue poesie, da cui però sempre traspariva da questa persona il rispetto per questa persona e per le sue opere. Mi sono soffermato spesso con i miei interlocutori sulla caratteristica principale della sua poesia, sulla vena ironica e satirica che pervade tutte le sue opere. In particolare mi soffermavo sul suo brevetto su Cucco e Giacucca, dove vengono descritte con freschezza di linguaggio scenette di vita matrimoniale, sulla lunga poesia anche autoironica, dove vengono tratteggiati i ritratti di tutti i pastori di Siniscola, quando decise di intraprendere quella professione, sulla poesia dedicata a Pasquale Cottenti, noto a Lussella, e sulle sue qualità militaresche. Ma il poeta era anche capace di improvvisare al momento la descrizione di qualche personaggio così che incontrava. Di questa ultima sua caratteristica voglio proporvi un esempio, quando entrando in una casa dove era posto uno spuntino e trovando seduto a tavola un certo Carrone, se ne uscì in questo modo. Carrone, Iucarmanno Tuturro, mancare sia sprinzo che arazzolo, noi scutali lunghi al suo muro, vino a granire col solo. Mancare sia satina a cucurru, non basta tazzare a tie solo. Se intende sono scasco le Carrone del Santo Sembricchi al suo barone.
Perché abbia conosciuto Garrone? Vi assicuro che una fotografia proprio perfetta di questo personaggio, insomma. Proprio parlando di queste caratteristiche di zio poeta con Lorenzo Pugetto, avevamo vaneggiato l'idea di istituire un premio a Siniscola intitolato a zio poeta e dedicato alla poesia satirica. Non trovavamo molto ascolto e così abbandonammo l'idea. Oggi ne approfitto un pochino per rilanciarla questa idea e per ringraziare Luisa Frottegno, la moglie di Lorenzo, che ha procurato fra le tante cose, diciamo, che sono per la sua, questo nastro del 1981, dove sono registrate con la voce di zio Torino, poeta, il figlio del zio Giuseppe Gregorio, alcune poesie: Prosucuccu, Bussalai, Sos Pastores, Giferro e Giferro che continua. Quindi queste sono proprio la voce del zio Torino poeta. Quindi io con Luisa, diciamo, l'ha fatta riprodurre in una pennetta, insomma, l'abbiamo salvata in attesa di ritrovare un pochino tutte le poesie di Giuseppe, insomma, e per questo appunto faccio così un appello a tutti voi e ringrazio ancora Luisa e Lorenzo Pugetto che aveva questa passione e che oggi veramente sarebbe stato felice di essere qui con noi. Prima di passare la parola agli organizzatori, completiamo così la sua biografia dicendo che nel 1967, dopo la morte della moglie Caterina, andò a Genk in Belgio, dove era emigrato dal 1955 il figlio Torello. Il vivo morì nel 1972 e le sue ceneri però tornarono a Siniscola nell'anno 2000. Quindi zio poeta è sepolto a Siniscola nella tomba familiare. Grazie. Abbiamo pure una serata dedicata a Giuseppe Tarazza con Tamonata, come ti ha raccontato Antonio Mutro, e Camusa Torre in Oghe, la presenta da Marcella, la figlia qui a Sapete, momento sul momento vostro, vi state aspettando che a Deus questo momento e di conseguenza come noi è un onore a intendere che questa Emina come legge questa poesia iscritta il suo libro proprio originale di Subano che l'ha tramandato, di conseguenza essa legge Posso? Io mi presento per l'onore di mio papà, perché veramente era un padre pacato. E per dare l'onore di mio padre sono anche paralizzata che non potevo muovermi, però la memoria di mio padre non mi toglierà la testa. Dunque, mi trovo a 93 anni, grazie a Dio, sono anche scrittrice. E solo che sono rauca perché se no ve l'avrei cantante perché non per vantarmi ma la mia voce l'ascoltavo. Allora come posso io ve la leggo? Posso leggere? Certo. Io vi leggo una. Mi piace che sono rauca, che se no ve l'avrei fatta in canto ma Giuseppina Saboto che mi hanno mandato del Babbo da un molto bene. No, che mi ha saputo del Babbo, molto bene. Cantemos a sua santa religione, cantemos a sua santa mia. Un'esatta e benigna intenzione, moralità di questa poesia. Sos autores dare attenzione su che avviene a si stamperia. Questa è opera mia e desinteso del autorità siniscolese. Saere studiato do normale, osa filosofia in solitudine. Di intendere se era legale, composta
composta istruzione e misura, contegno del prodigio morale, ornata a compasso e a misura, Dio cantare in giusura mondana del sadaggi di vita non metano. Dio datemi forza e potere del poter arrivare a questo istinto. Si canto a poderare il cuscischere a suffragio del mio intendimento. So gusto se mondano spiaghere, del nunche nube violabile a mai vento. L'ischina in terra mia e in terra antena, chi d'ogni peccatore sconta pena. E soprattutto sono orgoglioso del vostro tosto Zaida, non solo noi, che l'ha prodotto. Ringrazio a tutti, ringrazio a tutti questi quanti a piedi mi conoscono, non me la Va bene, comunque ringraziamo il Meta della presenza, io sono e tu. Ringrazio a voi di Custarino e per la catestate, Che siamo da avere, valorizzare veramente, non solo su scoetta, che è una schietta del tempo, veramente merito. e che sia tutto ben arrivato alla Siniscola, perché non so che. Grazie. Grazie, da voi una bella testimonianza e di questa introduzione tra l'altro della America di cui la serata che abbiamo dedicato alla società Tanas. Cominciamo questa serata Giamelia Maria Teresa Pirrillo hanno cantare lo canto di saluto, che è un canto proprio dei Benigni, premiata a loro premiato a loro dai Mago, ha cantato con 40 anni in Sardegna e quindi ha aggiunto in 40 anni la tradizione sacra in tutta la Sardegna, ma quello in continente e in Europa. E come è stato? Un applauso. Vi canto un canto di saluto in gallurese. Benvenuti con Aianti. Benvenuta Bonaienti alla festa di stasera, benvenuti e buonasera a chi si presenti, di canti di Sardegna, di Barbagia e Lodoro, di Rubius, Saldo del Coro, Volari e Senti.
Mastio, come facciamo a Rossano, infatti e da voi Anaudio Adenati questa poesia, no?
poesia da dedicare a zio poeta. A zio poeta, bellamente prosi in scuola, zio Giuseppe Taras sta parlato in storia, poeta de valore illuminato, rendemmo il merito, onore e gloria. Ne ha scritto su 1881, creschi tu poveretto e orfanetto, pizzino, allegro e resulano, dotato di ironia da minoretto, ricco di intelligenza e simpatia, a che ne brullasa, curiosa e coliatasa, sa passione sua e sa poesia, chi in verso se ottava sa beffatasa. A capa secare chi maestria, imbrastiai sa gente chi di tieto, che ti indignato diventai tutto gusto, chi in prosa e faetto. Partito in terranzena, noi schia commente la pensare, non s'accattai né modo e né maniera a dopo sua che riaghirare. Su Molinzano, a zocco s'appiccato sa vita, a festande chi gente divertita, noi lo querimus aumentare, a zio poeta pro noi dimenticare. Un attestato a tutto da tutte le poete che sono bene da sole, danno completamente questa serata. Proseguiamo su poeta Giovanni Villa. Prego Giovanni. Io sono anzicheso, mi ha che piacere adesso di nocche questo seno a mentare un poeta che non conoscia, questo repetare, questo zio poeta. E torno grazie a chi ha tamanizzato questo seno, a Saizza e a tutti i suoi parenti di questo poeta che si speranza che mandano andare innanzi sempre su questo ammento. E tanto, praticamente, se è stato principiato, io pure l'ho dedicato un sonetto, che pare che a suo sonetto si abbia una iata. E tanto, zio poeta. Zio poeta, ironico e brulleli, e sia, ti sa resta a festare, e mescamente su carra secare con ghia, donzicaste e carazzini. Che su solito suo poetare, rennia donzi verso pannolini, lo conoschian tutto, vi beferi, li piaghia, fatelo brullare. A dinco sortaia Sirione, poetaia pinza a senterea, condannata sul muro de preione. Ma io, pro tancare questa mea, che dedicata a isse che reione, saluto in scuola tutti in tre, augurando a issa lamentare, cantista in sole terra a si toccare. Grazie. dimenticato. Aspetta, se no il fotografo poi lo scriveva. Convido a recitare questa poesia Antonio Murru. Ho dedicato al tuo poeta Cacchio Ottava, il fascista, lo fatto. Qui, volume. Cada giorno mi vorrei a Sasanna, mi sono posti stasera a poetare, a zio Giuseppe che è di onorare, chi in verso de gloria e di osanna. Ma di poesia sapevano le mamme, tutto canto non ha da perdonare. Prima zio poeta peto scusa, ma solo mi ha lasciato questa musa. In su 1881 nasce dal tempo in scuola, ma prima di andare da scuola solo resta barrato senza niume. A tutto non da tempo dai per uno, franghette si sa mamma a sa sola. E da quando che io mi non ebro, pro sempre nel fatto che era cheto. Tanto che da 15 il matricato, imparando la vita del suo pastore, chi dia nel battimento e del suore, mano e sabio, il suo è diventato. A Torino è spartito soldato, proseguire la patria in amore, in onore, e solo a che nel suo militare, Sabina ha imparato a usare. Ma sa tornata in sede alla tia che in mezzo arte si sono trovato a procurare uno sul recato e tirare la vita in allegria.
A companza tenia sa poesia e poeta mamma vi considerato, e che sul verso la ia sinea e tenne lontana un zippelea. Mastro umano di divertimento, in silleri e in su carrasecare, a s'impronto ottavas a cantare e brullanni che tutto fi contento. Contos e cantos in donzimamento, totus a su panias pro allegrare, che vintra di dolore in anneo, sorriso e schesa manuello. Quando si travestia del tentennato che in un carrettello ziccherrioso, marito si cantai metamoroso, in guturo al fatto sempre tratto. A supputo spanghiate e spaltato, de saluzzere su parto doloroso, e per l'abbrandare sul patimento, solo io petiate palinento. Pusti è diventato molinzano, e le frucchiò che sabba corrente, una rotta manna, via potente, del sormassaglio spromole su grano. Tutto sarò che vinza Zamanzano, pro anche farina bianca e lucente, ma certo si invidioso al bandolere si l'ha denunziato a suo scardinese. Sì che salita che in pena segoso, figlio amato su un a levare, vinza a ridere il maniare e s'oscuro a diventare sposo. E a puste il manetto diventare, a mirare le porte saborose. Sa vita è una rotta che gira, si è spezzico e l'estro vezzo ti mira. Si sposa amata dal stato solo, come sverso e metalmente, canta dolore, decoro e demente, che il canne sa sparare di solo, ma è spesante, tristo su presente, prenumetta de lacrime d'oro. Sei da sua lassa senza diretto de sorfizio a sprocricare l'affetto. Sa morte l'ha colpito in terranzena, de su isterra gen che non cuvra mano, insamente a suo paese lontano e su corre amorosa pena. Vizio stimato va postumano ad tornare a questa terra mena, per ridere memoria e quanto in guai nessuno stato usato. Seguimos questa recitazione e convidiamo a Franca Mulaggia. Será una tutucanto, so io che non mi conosco e sono Franca Mulaggia e ringrazio Marcella e tutta l'associazione a simbolo di questa bella organizzazione e quindi a posso fare parola con questo poeta. Anzi, un poeta Giusonetto dedico, cuite cada se l'ha meritato, con un momento usate che li picco e questa rima sa ha concertato, come ne sabiumetta ed intelletto che in allegria verso il buono scomponiata, brulleri allegro ed è buono meletto, a cara secare si spaziaiata. Iti su sarau, copizzino se manno su carro tirato dai su coletto, prendo dei ino su buttaroletto. E quando sa esta, tutti finita, a fronte ocche destro a torrare, caso travallo di tia pontificare. Poti in scole è un aumento bello, poso sparentese e che uno gioiello. Grazie Franca. Dopo convidiamo a recitare a Giovanna Sannai. Io rendere grazia a Sabina De Siniscola per questa bella serata che nos ha disaccolto. Grazie. Voglio dedicare questa poesia a sospizzinettaso, a baratos orfanos de mamma, il sul genocidio de se striscia de Gaza, solos, pensa pane, solo senza pane e senza consolo, né manco una lusinga, senza che nessuno in questo mondo non difendete. Già che mamma ha inteso una voce da lontano, in questa cara notte di luna plena, Zico e cammino in serena, che cade una lusinga, un consolo.
Sos pensamentos viaggiano peregrinos, che nues, che sabrino e che faso. So è un granito di arena per il mare, che cambia affetto, amore e carità. Sa che diventa armoniosa, antica, una linea, un consolo. Cantarà la mamma, tenimi a mano, so verende, piccane so svoro. Grazie. Grazie Giovanna. Come convido a recitare a Ignazio Porchetto. Buonasera a tutti. Ma da presentato, Ignazio Porchetto, scusate, quindi poi vado a finire scuole, quindi sono un paio d'anni, insomma. Allora, io considero che questa poesia è dedicata a una mamma che parliamo di 40 anni fa, manda a spizio della vita e una vita luttosa. E comunque questo ne fa che tutta la vita la sa vita. In Rinalda, quando ti ninaia, figlia mia, stavo ricca e sono un dia, canto ti vedo tanto, cambi via chi due, in mezzo a tanto nignare, la sai, si non senti volontare, e dormiate in pace, a notte in terra. Chi in babbo tu, mi ricordo romano, non siamo spazio, per sempre accanto tu eri a smano, e pizza, tanto con lo spugo, che bella la vita, ma l'ha annullato, la sorte a camita, lo sconto che hanno fatto in questo anno. Non so che sia, babbo tu lo attento la sorte a te dal manna, che aveva bisogno di nina nanna, che hanno fatto la vita nella grammatica, e ora tu hai voluto ma sei passato, lo mangiungo in un coro, e tu su. Mi casa questo luogo, fatto venere quando mi ha bezza, è pronta a rubare, quando ha sugito pizza, devi misure l'ultima volta, quando ha pista di prese che oramai non si zia in prese e protegge, che troppo mi mantenga. Ma non ti incontro, nato di gioiero, caporebrato appena dai nove, capimo, timo meta, che il rogo è bessa in pizza, delle urpatie, e tue, tutti impara la colonia mia, che è mamma, per urpa me la sleo. I nove, già con buono, sono umano. I nove io sono buono, sono umano, proviamo ancora vita la parata, né che indulche scarino, snignato, cadono un titolo per diverso mamma, ma tu ce li pegai, su chi framma, tu ti infuso, che gira dai mani. Una roba ti peso, canto di mi gramma da sul mondo e sul dialogo, questo dorso pistracco, il spurpalo vallinato non lo lascio di nove, gira che a un di una schita e pone che a suo spazio per Parigi mio. Convidamos a recitare a Franca Burrai. Prego Franca. Buonasera, io sono Teti, sono una cantautrice e che voglio ringraziare sempre l'associazione al simbolo di Maria di Rosa e Dolores e tutti voi grazie per la sua ospitalità. Io sinceramente scrivo solo testo per canzoni mea e quindi non mi è separato giusto qualcheduna è dedicata in realtà a una Ilza, potete essere dedicata a una Ilza o comunque a una persona che magari è scara. Io non mi so se la devo recitare oppure la devo recitare cantare, che questa è praticamente una cover di una canzone di Rino Gaetano, A mano a mano, quindi così ecco, così magari buona mi è più facile, grazie. La vita è
scolane, su tempo sanane, fatto a samole, chi tu e chi serdanne, e all'uno acudo, a cusso di sizzo, camasa zettato, e separato, a tu se screschene, lo vio un zidie, chi non vi sta spruso, in cusso vestire, lo bollo matessi, su mobile d'uomo, non la può mai andare, possa eternità, cadassi in mezzo a un arco e che non, de sobrio candore, ed è bell'umore, che canta scontanne, sa vozza e sufrore, non bastan sorvasos, curatos a cura, ta poesetato, cantar volta sognato, solo su che lui la dia supportato, e cada parola a palarghettata, e così sconforto, tradiana morto a ver, como soy oltre, o gusto tesoro, su giardino meu, pro bello del solo, e puro dizzosa, che sempre minarà, de bianca e sposa, che tu es essa rosa, po me. Grazie Franco. Convido a recitare a Antonella Minzoni. Questo lo bisogna aiutare, no, va bene. Benissimo, grazie. Sarà un altro canto, ringrazio intanto l'organizzazione dell'Azzurro di stasera, si può dare l'opportunità di oggi se tutti impare, aumentando. Oggi sono fino a 3 anni che venuta a mancare mamma e quindi gli voglio dedicare questa chiacchierata a chi ha fatto veramente chi missa. Oh ma, all'ischi si può pensare, ma pensavo a cambiare me a Minarani, oh ma, allo tempo stuoso. E ieri mentre coroneo e scanzarrire pensando allo sostempo meo. Sostempo meo sono stato sostuo ma vivito lo sapo in nascosto spinarai. Lo vivo donzi die grazie a su che mi ha imparato. E mi sapere su coro pensando a quando il poglieva pinarre, ma a sostempo stuoso. Per i tuoi li diasi in coro tuo. Aumentandolo sempre giovane e vioso con sostempo. Gaia chi ha stu e chi mamma tua, e issa chi sa sua, vina da eternitate. Te sente questa trama di appartenenza, chi nulla pote distruggere. Tu e gli alischi di te che narrare, vero ma? Che narrare, che su tempo non te ne tempo, chi su chi potene i tenisi, promene storie, e a te esse scrasa puissas. Sar mamas, bisemos finas scando non bisemos, in una crescita de coscienza che nos ha che resistentes commente montanas. Pensato, Barma, che siamo capaci di recare l'eternitate. Io che a tie, tu e commente totus al mamma di questo mondo, che impronta natural mamma sa conoscenza, de su che solo noi esistiamo. A soskentum tu ormeus,
ed è tutto la mamma del tempus che non tiene fine. Grazie Antonella. Come convido a recitare a Santino Martello. Buonasera a tutti, mi presento, sono Santino Martello, sono originario di Orotelli, però vivo da più di 60 anni a Siniscolo. Ho amato la poesia da piccolo, però ho iniziato a scrivere all'età di 60 anni. Partecipo a qualche concorso, infatti la poesia che vi recito mi è stata premiata in un concorso a Pozzomaggiore. Il titolo è, ho fatto anche una raccolta di poesie che si intitola Prendas decoro. Questa poesia, ripeto, mi è stata premiata a Pozzomaggiore. Il sottotitolo è Sogni Aia. Amada Zoventura, se sbolada l'estra che lampo in una notte scura, lasciandemi in su coro sa tristura de cosa disizzata e non cumprida. Chi ingarrigo de sogno ser fuida, chi mano a mano asperdido insistrada. Soñaía castellos orfadados, noter de luna, lúquidas estellas, io cor d'amore che in piscinas bellas in lettor de allusco e bramosia, e poeta mi quería pro dare oche a sonnos incantados. Soñaía jardines orfadados e campos a la hora semenados, soñaía jardines floridos e campos a la hora semenados, da ríos de amore traesados, pro que trazare a mares de ámbar fritas, odios e rancores e venditas, que in coros de granito han fatto unidos. Soñaías a terra e a bramo, desambene innocente, sempre in fusta, e stida pannos d'una pace giusta, che na morte velenos e anneos, e tra palestinesos e ebreos intende zonzi tanto, tamo. Ma sono il bello il morini a Manzano, sarcano dessa notte, isammaiu, isvanita susore, a primuraiu, e torra crua sa realidade, dessa vida chi che na piedade, istuta bramas e sonno verano. Terrore e morte e spasto ed onzilie, in Siscola e Beslan, in Nassiria, in Kabul, in Baghdad, in terra mia, curre tarrio sammene innocente, candesca musabide scusa gente, che na paura in ocrolierie, eppure biso ancora, affinitia, da esabissu profondo oscuroso, sana pesare, con bolli spantoso, con un barbellas che in rampo dolia. Grazie. Su una pausa musicale e lì tendiamo canzone a Franca Burrai. Prego Franca. Grazie. della partecipazione a Capilletto Andaras, ringraziarla per questa partecipazione e per questa bella poesia che nos ha letto. Va bene?
preparada, continuamos a recita de 6 poesias. E convido a Gavino Arca. Prego, Gavino. Siamo sul microfono. Saluto a tutti. Questo è un onore essere noi stasera, giusto attori che ho fatto, e ringraziamo sua Marcella, suo marito, la Simbolo, e a questa signora che ha una sposina del suo babbo, questa serata una fatta per il suo babbo. E io non lo conosco, non l'ho mai inteso, magari. Però non posso scrivere una poesia di una persona che non conosco. Dopo ho fatto un'altra grossa amicizia, con amico, in occasione di una festa che abbiamo fatto, e mi vi questo amico continentale, e tanto cose che fantastiche amigos, e gli ho fatto questa poesia che sto andando a fare. Però Alede, prodotto tantos amoroso, che se no, gente che conosco, che si conoscono a noi, e che diventano amigos. È intitolato, che scusate, non l'ho stampata, non l'ho scritta a mano, lo devo per giocare fino a spara. Amistate. Quando si avvende, spensierata, profesta, se smaltino, sui pranzos, e sono più bella, pregata. Kilómetros, paréntesis, stranzos, os saltos continentales, non miras a espesas a lanzos. Casa Molina, afoga sos males, pone di mario su fiero moro, gusto e recreo de nubes mortales. San Instancia, est un tesoro, che cosa più bella non brindata, delle vaghe armonia, a suo caffettuoso appire in un'istrada e pro sposamento sentimento corrente che sanno una pagata. Volendo lieve che gioventù ammanteno da vari stessi amici almeno soddisfatto e contento. E Sardegna, dai tempo suo antico, fu sempre sacra l'ospitalità e il perdono di Sardofeo questo obbligo, da montenne, sassarda identità che sanno un primo sincero casa mia, questo non fai frate. Su sentimento profondo, fiero, che so sardo, sagatta ancora mostrenne l'attento, giusto e vero. Saluto, ti guida da ognora, volendo che per figlia sei anticos, mostrenne di novente un'aurora. Già n'erano voi da tempo così anticos, però che sos montes, non vedi, mi appare, bene a sagattare sus amigos. Siendas ne tesoros prosidare, ma un'istrinta e mano amica, dennes di affetto un mare, del suo orgoglio, si viene si stica. Grazie. Di Santa Barbara, dedicata a Sorbinatore. Grazie.
questa deve essere poesia. Convido a recitare a Francesco Rosso. Saluto a tutti. Io stasera volevo una pagina di cronaca nera, cosa che a dire di ora c'è sti spargheni a macchia di occhio, sia in giornale, in televisione o in radio, non si intende tanta cosa. Io mi sono immedesimato in questo povero babbo che attento a mala sorte di rinascere una izza di questi stampo e gli dimando nada di vita. Fizza, chi se è nascita da esamore forte che ferro, ma si è ruinzato. E mi resta dai noio su terrore, però su di bestia in domo capitato. Pensare di perfetta unione, chi vi s'amiga più scara a nato, la vittima innocente che andone. E chi è dessa vida e chi ti ha reso, mere, de questo bene se accumone, nara in care parte ti ha offeso, però se restu è arrivato a tanto de carregare a mie questo peso. Asciutto sul suo sogno de pianto, che ne esa memoria de scenas, sos attitidos de su camposanto, sos attitidos de las cadenas, se la corona diventada ea, da benestare ramiro las penas. A separados a parte più fea, nara si t'ha mancato qualche cosa, rinfacciamilus e colpa mea. Querías fino a diventare sposa e mamma, se la sorte ti assistia, che mamma tua che vita amorosa. Ma vita tua, se che tu vaghiala, non vaia per un pentimento, che sa felicità e torraia. Ma nara e t'ha provato in suo momento, che su samba in castore introducoro a sviluppare il suo preoccupamento. Ma non ti importa de sapere solo, che la ira condante, e come sola, intro debatto il muro, ma ti imploro, nara che si imparato a scuola, o Deus se lasciato chiappo in dono, lo sentimento schiarbo a ora. Deus, che è di ogni essere padrone, che mi dia sa forza e sopportare, non penso in coro odio e non perdono, mi sono figlia e non ti posso odiare. Grazie. Grazie Francesco. Come confidiamo un poeta che questo concorso non l'abbiamo mai potuto intendere recitare, ma voi potete recitare. Prego Marietto. Peppe ha scritto una poesia che ha dedicata al suo intu però in forma metafora, dai, come comprende che usa cose che non siano apparentemente, che non siano materiali, comunque però hanno una forza meta mamma, come te può essere amore, sentimento, dai. E comincia lui. Figlio del suo naturale, sei tu, dessa ristaglione smutatore, tu non tenes razza né colore, Io dite, ma voi siete sicuri? In sarcaica storia umana canta sbarca in mare si spinto, undas a sossegare un strinto che di voglia dell'ottuana. Canta snube atteso che sgiutto, per ridare a ogni intragna sdita, che dabba benedetta viene vita, pieno e abbondante è ogni frutto. In sasarzola sapusti settato per ventolare pazza dai suo trigo, che fusti un sincero amico dai sua gente sempre rispettato. Siete sotto fratesi in questa terra, venite da ogni direzione, mutende in tua stagione,
pure in locos de vaghe e guerra. E spero che la grazia sia a favore, che a noi in questo tempo striolato valore se terra hanno abbandonato, cara loro con antico amore. Grazie. Dando seguimos con Antonio Pedone. Questa è una poesia che ha poco figlio. Avvicinata con il microfono, avvicinata. Questa è intitolata La borsa del Satana. Quando a terra si esprumava e ogni astro del suo momento, la sua parola è Deus comandata, concepita in suo solo pensamento. Comanda a luce e sa luce si stava, e gai ogni altro elemento. Sa parola sua con potenza a ogni cosa ha dato resistenza. Si legge in Sacra Scrittura quanto vede importante un profeta. La parola sua giusta e netta vi prosebreu guida sicura e Cristo spuro de divina natura e de Deus parola perfetta. Vi su creato se criadissimo a sa parola sua sottamissimo. Sa parola può confortare delle anime a su desesperato. Due sposi al suo scolo legato ad uno con duro si conferma la parola può confortare delle anime a su desesperato. Due sposi al suo scolo legato con duro si confermato in saltare. Quando l'amore brutto risaltato in parente appena fa dare, non lo si può pagare mentre bramma, che all'inteso nata il babbo e mamma. Sa parola è puro garante, tende a un contratto su valore. Sa parola può dare onore, ma può essere scuro degradante. Essa è in giudizio importante, può assolvere o pagare rigore. Però cosa non va mezzo di essa quando paga di amore una promessa. Essa dividiti e può unire, a secondo suo caso paga sorte. Liberate Barabba a Cristo morte, grida Sabolla e lo paga d'occhio. Accanto a gente non stia a seguire, si forza fare, sgridamos morte. Casa parola se male usata, va che più male di mi spada. Seguimos la recita de seis poesías e convido a Giannicola Basile, prego. Questa è dedicata a Siciliano da Sardegna, su Dome Zerbinte. A Dio che ha sposto su poco, auguro sulla testa il pentimento, perdendo tutto il nuovo mondo, di ognuno il non disardo lungo. Sul travallo del tutto sua vita, tu non sei un vero sardo, caderazza, sei bastardo, e da suo poco una passicità. A te è dedico questo tristo canto, uomini che non nessuna coscienza, si schia sudore e canta pazienza può creare questo bel incanto. Procurpa del pacco bastardo, sa Sardina è storia distrutta, umiliata, piegata di frutta, si pesa in fiero sul vero sardo. Procurpa cranco de che si ripare, di questa gente che ne capalle, che in cambio di suo capitale sa terra nostra che ne imbrugliare. A chi è comanda dal cielo quarto, pica una vera decisione, a essere imbrugliato solo per intenzione, che lo divimo dai noi scadasalto. Usa mala e criminale gente, che pro natura sa propria vita, tenza pena severa l'impensa servita, che pro nessuno ha rispetto niente, calicuno forse si ha da domare, si insutenne bene protetto, e pensa condannato veretto che ne mette a tempo da passare. Se non si accatta giusta soluzione, allora legare il mese su poco, cade su sardo il nostro bello luogo, trova in sa vera disperazione.
di una cosa a partire considero si viene rispettata la nostra Sardegna. Ci sono stato davvero impegna che adesso è sardo nel suo vero. Ha espresso sul mio sentimento il rima sarda pro incendiario, prega suo santo nel suo calendario e pone in sa via del suo pentimento. Interbella, sa Sardegna, virde e fiorita e resta in suo anno custodita. Grazie Gianluca. Convido a recitare Antonello Manca, la voce di Sara ma che Carnevale. Buonasera a tutti, lasciate in morte che mi presento di che mi stiamo a fare. La canzone è dedicata a Marianello, un bandito di Scoleso che zeraiti sotto un'elica, millenario. Da anno di quella scollocata e pare su mare su canale, in estivo da sombra su mortale e nel vero si approsa tanto parlare, banditando il Marianello in questo lupo con questo numerato posto il numero sulla tesura. Da secolo la profonda imponente, da umbra e repara molta gente, sul dono della natura e della bellezza, tu chi non conosci, prezioso. Grazie dei prezzi a cantare. Dopo convido a recitare a Pierino De Villa. Prego Pierino. Devo ringraziare alla figura di scuola che hanno dato mattana a ciappare punte in no. Inoltre a tutti lui che Giuseppe da Rasa vi Pastore e Teo ha fatto una poesia a suo Pastore Sardo. Non si intende? Non si dice lotta per sua natura della vita in questa maniera. Quando tempo le resta la provare a basare e di stare con pari a sua famiglia sua. Che sta manzanini da donna a cua, sa musei e figlio non crede schierare. Su giovani su monte non disputare, su muro dormito ma cantare, su dove da chitto leggermente, inteso lontano, so scane paolente. Se sai che sbevano e fa in coro, e su bianco latte con coro di donare, amore che impresse per andare, fronte ai pastori prezioso e esoro. In te piosa, non se le ha mai vaso, a casa da violo e fa che su caso, ti raccaldo sul latte, pinza che scotto, e spuma cotruga e indogare cotto. Su proso, per restare degli che giotta, e consolate il venido salotta, amore che sa roba e già consente, con casa e recotto, famiglia rompente. De questo impegno non te ne libero una die, non ti me ne ama né sole né mie. Questa sapida del suo vero pastore, bontà dimostrata che è il nostro Signore. Grazie Pierino. Come convido a recitare a Paolo Gazzetta. Saluti a tutti. Paolo, ehi, salve su te. Posso guardare in italiano? Va bene. Posso comunicare con il guardare il clima, un po' di salsa che su questa. Sanno delle storie su questa che non un po' parenti che senso. Tutto mi giudiano a Cupedo, che babbo e rinari a Cupedo, che sono stato a Cupedo cantante, e era stato costolato da sua famiglia. Che io non ho preparato roba scritta, però che io sto imparando un parco d'ambiente, che anche a Marco sono andato a Graziano a passare su Mezza Usta.
io con una cassetta di bottiglia di acqua, un bidoletto del suo levanichino, l'ho fatto posare. E mi caporetto subito. Fanno fatto una poesia ignobile della droga. Era una cosa. In Tuazza in Sapisca calcolavano un caso subito. Tutti ignobili ladrone, tu mancata a fianco Santa Brisca. Ti arresti in la pillisca e tu presenta che pallone. Uso scriverito di acqua cristallina che ti mette, non mi dire vigila. Si stermina. Che in tu persone va venuto a trenare e subito mi iniziano a lasciare. Poi un ignobile ladro va a arrivare, usato a pensare di pregare. Ogni volta che apparenza a trenare, giù drittigiato a passare. E a grande più la sul burrone, tu passi subito. Ma purtroppo sai disonore, la doveva con valore, sul può portare da soffeso, con un povero bidone indifeso, e le varichine a tenere con lo sentore, saluto di terra dalla sala e scappato la scuola che si cade da male, la tangata, ma non ha detto da rappello, tanto ti dà una possibilità. Vai a Gregna, ma che volta un'estate in Uglina, rafforti a bello, uno scheletro mica modello, che ha battuto in capitale. Ti dà un sappello senza obbligazione, ma sono dubbioso, che mi torna subito, non mi tanto bene. Paolo Carzetta, noi abbiamo preparato solo attestato di partecipazione prodotto da un poeta di Airis, però non Airis è il suo nome, però l'obiettivo è di fare a Marcella. Grazie comunque. Non ti piace bene. Grazie comunque. Come vediamo la poetessa che si chiede per andare, non so, la rubando saldo su noi Prova a si intendere. Bella cantata a tutto. Bolso un ballo, in vita sto un ballo edrese. Sa poesia l'ha descritta un companzo mio che si chiama Nicola Satta, tenete 27-28 anni scomo, però già ha fatto un libro già da Kimbe o già sanno fare. Si intitola Poesia di amore. Viva che c'è cantare, non si urta che di mio, che spode che respiro, corola molto forte, dai come sta morte, sicuro papà resesse, spode in un paese, sca in coro mi si scara, mancare morti si appara, ti dia venire in mente, come due si scommente, su San Benito Sabena, chi in questa scantilena, chi mi va che fariare, ti intendo sospirare, in un amoroso veleno, posa di usa il veleno, posa amore mi ghina, io con una poesia. Questa poesia è stata scritta su 70 chimbe
e si intitola da cantone per una urdu, per un aborto, che ha descritto giustamente, ha descritto questa cosa di questa femmina che viene a abortire e su figlio da dentro che comprendeva tutto e poi ti deve sparare. Io non faccio né politica né religione però, Intro di un nieddo iscuricore, noi scoite sono sus colores e ne salmeda satte las cosas bellas. No ha puido mais as estrellas, no ha puido ne aves ne flores. Inteso a poco el deductores, su feo traficare salbarellas, su fritto de gusta al biancalzellas, misturato a poco el de dolore. Ha inteso una mamma che branghiada, ca su figlio morto li è nascido, pranghendes abbrazzai su marito, chi della confortare che caia. Invece, s'amorosa mamma mia, innanti si ne nasce il mabucchido. Nuda pinteso e nuda apuido, de gusto carmundo bello tanto, e mi da fatto un manni spanto, a da che mamma mia da ordito, in su momento che mi ha bocchito, non sa d'inteso di issa sobranto. Grazie. Professoressa non ha nato ma partecipa pure al concorso nazionale se scacciapensieri. E me la bravo. Come chiamano Gianna Melas, che è una bravissima giovane cantante del canto tradizionale, Isa zona del Cantara. Si è pronta da andare? Visto che siamo in un periodo comunque, come ho detto prima, qualche poeta un periodo un po' brutto di guerre e di momenti difficili, ho deciso di cantare una canzone di Fazenda che infatti si intitola Pezzino senza guerra. C'è un innesco sonoro, troppo forte, vediamo se si sente la chitarra. Vai. Va così. La chitarra? Prova. Adesso no, prova la chitarra. Va bene, senti un po', no? Ma sentite la chitarra? La voce? Sì.
este trumente a verte aquelo. Tu e brincas sus traventos e vestida su ludo, puro sino a sottene bantos, provato a dare un azzurro. Finza sacando sa pena, su mundo in samanosa taire, iscriviti che in buona lena, forse si aggiunge su che cara. Aromanzosi in bocca sospezzendo, la sauna in sarena sozzida, fusilendo si sopra la pelle in salerna. Isso sogare tu una terra, pizzino senza guerra. Si sente? Bene, allora, 30 secondi, forse 40 secondi di premessa. Io ho dato comunque il benvenuto a tutti e lo ripeto di cuore. Un paio di saluti d'obbligo. Io adesso canto questa canzone, poi il mio ruolo finisce qua, nel senso di tecnico. Un ringraziamento veramente di cuore all'associazione All'Asilo e ai loro partecipanti quando girano dappertutto per il grande sacrificio di essere venuti a Siniscola. Un ringraziamento veramente di cuore, questo è d'obbligo, di famiglia a Marcella, perché nel momento in cui ha avuto l'idea mi sembra quasi un atto dovuto, perché giustamente Marcella partorisce l'idea dicendo, mi piacerebbe portare a Siniscola l'associazione della quale io onorabilmente ne faccio parte, ma abbiamo tanti poeti a Siniscola i quali dobbiamo valorizzarli, nel senso di comunque farli esibire, vedere una situazione del genere. Giustamente è il nostro paese, ci tenevamo. Quale migliore occasione se non, scuso la frase, sfruttare la situazione di All'Asilo nella figura del presidente Mario De Montes, che è qui con noi, e tutta l'associazione che lo segue. Questo fino a questo momento parrebbe che stia riuscendo. Vedo molti di Siniscola, ringrazio tutti, io canto questa canzone e dopodiché onorevolmente vi abbraccio tutti politicamente. Va bene? Grazie. Dedicato a noi sardi.
siamo venuti alla Simbolo e senza l'aiuto di Marcella e di Rossano non mi resessero alla macchina serata. Quindi grazie. Andiamo avanti con il suo poeta, se chiamo a Fernando Pilas, che è di Luigi, però abita da online, che non bisogna mai. Con Fernando Pugli, con gli tantissimi, la descrizione dei poeti più dei suoi momenti, quindi solo uno lo faremo usare. L'ultimo che è stato bello era qui. Saluto a tutti. Nara la risarte va su mondo, quindi con la poesia, no? E quindi è questa poesia. Tu sei poeta. Tu sei poeta, e lo canta s'amore, in questo pianeta vi regna suo dolore, pone rimaso un pare, sai mezzo, salve giù, chi va e savare, su mondo non è muto, non si intenda più su somma sa mitraglia, pone rimase in uso, a bomba snara caglia, samuna con savone, sa cursenzia è netta, silenzi va su cannone, prima sa baionetta. In tanca della sera, su Drigusi arreo, finire il stasera, nessi il lume Deo, sia fine ed otto, focusi a chigina, se sente d'un botto, sapà che si arrima, si per ansia mia, basta ma se le petta, narra in poesia, tu sei il poeta. Documento il nonno mi cambia. Sull'impegno. Come chiamiamo la Risangela Casole, che possiamo dire Risangela pure, che è un'orchestra giovane che uscì sempre a un dialogo cadano ed è bella brava. Un applauso a Risangela. Allora, buonasera a tutti. Faccio così? Mi sentite? Aspetta, no, aspetta che mi metto lo scappello anch'io. Va bene così, guarda. Mi sentite? Sì. Perfetto. Okay. Allora, intanto saluto a tutti, siamo venuti qui a rendere onore a questo poeta, alla sua memoria, a questi di Alessandro, l'associazione che ci accoglie sempre. Sono contenta di vedervi numerosi e molto interessati alla poesia. Io stasera ero indecisa su cosa leggere, così ho pensato che, visto che viviamo in un periodo storico un po' particolare e che le donne abbiamo un ruolo importante comunque sia nella storia, quello che ho notato è che quando siamo al potere ci dimentichiamo tutti i buoni principi con i quali ci hanno messo al potere. C'è una forte discrepanza e un'incoerenza tra le cose che promettiamo e che poi facciamo quando siamo seduti nella poltrona rossa. Non abbiamo certamente neanche noi un'altra Eleonora d'Arborea, come non ce l'abbiamo a Roma una vera regina, no? E quindi ho dedicato 2 righe a ambedue le nostre donne di potere, a ognuna con la lingua che gli si addice, quindi ascoltate per le loro incoerenze. Ispoderatela, de governare sa Sardegna non è Sardegna, tu che has aperto sugli arniles e a sos infames invasores, trampanne che in vile regiones es a terra che t'ha dato gloria e onore. Vizza che trai che mamma non ne conosca buona sorte, seraca de suinari e de cusor barones e desamundana corte. Dai paras ennantisi a tagliumpare su malusemenati, protenico su vile gruspiocu che se tutate su trono di Antenora impare a saspio stretto con la sa. E poi la nostra sovrana, perché lei dice che è madre, è donna, però
si dimentica a volte soprattutto di essere madre, e quindi li ho dedicato ad Indigna Matrem. E ho pensato a tutti questi bambini, non solo palestinesi, ma tutti questi bambini che muoiono nelle guerre, che poi decidono i grandi a tavolino e poi mandano noi popolo e i nostri figli a morire per la loro gloria. E allora ho pensato, ma quando arrivano in cielo Gesù cosa penserà? Come accoglierà questi bambini? E allora ho pensato che Gesù avesse due paroline da dire a qualche persona che governa. Io sono il Salvatore, nessun'anima di innocente lascerò vagare nelle tenebre di questo mondo. A te che dici di voler salvare dalla morte le mie creature nel ventre materno e poi ne consenti il massacro indiscriminato con le armi che concedi ai tuoi filistei, chiederò conto in questa vita e nel giorno del giudizio. Se no Giovanni adesso non sventola. Non si può ritratto questa poesia tua. Grazie a tutti, grazie, buonasera. Come chiamiamo Teresa Polargia, di cui è il ritratto, che è di nome di storia. Io sono Teresa Polargia, sono grazie a Marcella Bambino Musso-Prenzio e alla Simbolo può essere organizzato questa bella rappresentanza. Io ho scritto uno sonetto in aumento del suo poeta. Allora, come il desaba, curre da mulino, gai curre sa sottava del suo poeta. E quando prena, fissa tassa leino, deve sia un sorverso che profeta. Uno carro che caia patraino, esappartoria sopra bisetta, in buca teniat una pompetta, su zicchette falaia tafurino. Fitta su buttarolo ghetta ghetta, palande che rosolio di vino. Goi con luceriamentare, cando vessiata a carasecare. Umile mano e travallatore, de terra sua debito migrare, fattuata su massaio e su pastore, a che dinuta a tomo suo mancare. E vivi tua vita con onore, ma s'ultimo paso è devuto tornare, a suo costazzo de suo amore. Questo bello sentito all'assalto, finasa una carriera l'ha dedicato. Come vedi proprio come hanno proprio di toccare Roberto Di dai Burgos, un applauso a Roberto. Buonasera a tutti. Salve. Dunque abbiamo scritto una poesia che parla di religione. No, è venuto per giusto. Ha fatto finalmente giocare a 9, una cosa importante, abbiamo giocato come tenato, suava, bicchiere, servi, infatti si preoccupare fino a dei suoi problemi, no? Che risultano, si sterminio in Gaza, no? Sono fatti, infatti come si trae in carica all'EAO ha fatto un bel incontro che questo tennista austro-ungarico, come ti dirà? Sì, infatti un bel incontro, si è fatto sorregalo, si è andare a usare racchetta, si andava il trasporto, e è una bella cosa. E quindi tutti li trovano. E più su quest'anno del giubileo, questo la mese 20 il giubileo, si va in 20 in ballo, è importante cosa Grecia fino a la strella rinarica, scrive come funziona sul giubileo, no? E il perdonato tutto il suo peccato, però deve sanare a Roma. E in barra si doveva peccato. E quindi andare a Roma e naturalmente spendere per fare la sofferta, praticamente sono occasioni di che le anzianali, insomma, plus si chiama giubileo, di che le anzianali, scusate,
Sedilo a una specie di concorso, mi piaceva fino a scatti anni fa, a più di tutto hanno presentato poesia sopra la Sant'Antine, no? Ma da Sedilo presentano quella poesia sopra la Sant'Antine, là che sono figurone. E quindi io pure ho fatto questa poesia. E mi l'ha per spedire che funziona a gara su concorso, mi l'ha per mandare, per mail, e poi sono la pubblicare in un libro. E insomma, mi ha tornato, si provo a chiedere e ne potevo presentare un'altra. Ho fatto una poesia per la Sant'Antine. E adesso il problema, no, non vanno bene. E so, praticamente mi ha censurato. Apponato, visto magari corretto qualche cosa, la baitelle e praticamente la devo fare che no. Secondo questa dottrina Rosischi, no, la censura, bestie, poi la religione insomma l'ha sempre fatta. E quindi siccome non l'ha proposto dalle serie, sì, non c'è censura ai nove, la lenzo ai nove, ed è uguale come la devo presentare, quindi facciamo finta che siamo seri. Quindi, questa poesia, ho detto l'Oeste, a Costantino l'ha fatto sa moneta, ovviamente, no? In una fase sa moneta, poi vista sa fazza sua e sa terala, però no. E quindi sa terala fazza e sa moneta. E scusate la mia insolenzia, forse se escano sose di lesso. Devi estendere appena pazienza, ma ne une a po' filippesso. E se ne Dio sono burghese, un sacramento a po' differenza, che è normale che in universo vi sia da un punto di vista diverso. In tempo antico, re sovrano, non vi guerria prosa religione, mantine guerria su Cadreone, e si che è dettato che sono cristiani. S'ha manzato di lui usar mano, so chi ne sa sente come te anzone, e tutto gusto che ha fatto a bere, non fi pro Cristo, ma così bene. Sono cristiano da perseguitato, fattosi sono persecutore, partito da Roma, impostore, in sos continente si sono allargato, e questo schino si sono adeguato, loro brusiana in campo esorfiore, in questa piazza esposta a Suento, Bestoe e Giordano, su monumento. Grazie a Sabantine manna se fatta, sa nobile casta de prederettos. Piscamo sprenor de oro e de bratta, chi sa bigotta li a San Susanettos, e chi ricchettos chi pare cattentos o politicantes questa gravatta. Tutto cantos in questa maniera, fa che in navi e fa che carriera. Prosa allargare sos continentes e de missionario si sono travestioso. Spartus usam beneana a rioso, de esos indigenos o innocentes, luego sorbener de usarcentes, si cana le ave e cana il famioso, e quando s'agattano a fine guerra, sa Bibbia in mano, ma che na terra. A parte lusso, o di grigia eminenzia, a posto freno a su progresso. Con l'inquisizione se prepotenzia, a Galilea hanno alleato a processo. Sa guerra hanno fatto assistenza, casa sposa sidene a su revesso. Per dimostrare che questo mondo non si muoveva e non fi tu. Gaiso sarete di Antilemanno con suo demonio aliato fini. Basene cannone di Mussolini che in Terranzena hanno fatto danno. A sa Madonna si invoca Salvini e a suo onnipotente su Deus tiranno. E su cristiano verso l'imbudo se squalo il Segus Deus scudo. Che na gusto mira e guardia, chi non sta attento sul protettore, canto scarderi si carrutto in sardia sutta desarco desideratore, e i siri che vi te guardia, esti sospanno de su mortore, o non vi vidi, o se ste franco, o sa verità deschi no è santo. Grazie. Grazie Roberto. Come chiamo Monica Flores di scuola, adesso sta pronipote che interpretava la sua poeta di Sento di Gloria Serata. Buonasera a tutti. Io non sono una poetessa, però
poesia scritta da mio bisnonno, che lui intitolò La Cattoliana. A 77 anni di età, ancora in forza de sgalli la sento, de che 8 di anzianidade. Capo lasciato sul divertimento, si de esa vida mía di maldade, già obedido a sus comandamentos. Si sono stato un umano attore oppure ha conseguito il Signore. Ringrazio la mano sovrana che mi rende salute e lunga vita. Sabia che la legge cristiana se per la conservare obbedita. Non ascolto commedia mundana, né contro né legge proibita. S'anima e stuna mi la tenzo cara, commente sa storia lunara. Commente sa storia impone, debimos osservare su cussizzo. Se abusiamo della religione, se stabilire un dosso martirinzo. Prima di fare l'obbligazione, in nome di suo babbo e di suo vizio, si sinnano sa fronte con salia, in nome di Gesù e di Maria. Come chiamava Francesco Garlicano de Battata. L'applauso a Francesco. Saluto a tutti. Si interrompe. A tu per 40 di acqua, vai, Saluto a tutti. Saluto a tutti los vicini di scuola e mi sono distratto per tutto quanto, per alla sicuro che organizza questo prefetto. Questa tutta la scrittura per scritta il tempo di suo Covid. Deste contro la guerra. Andiamo a cercare noi in Salerno siamo stati a vita in guerra, tutto a vita. Da gambe del nascita da Salerno, sempre in guerra. Noi abbiamo studiato sul greco, sul romano, sempre in guerra, battaglie. Più le battaglie abbiamo studiato, la abbiamo in scuola. Il romano gira su mondo intero, è sempre negli anni, sempre venivo. E su spuro per questa è arrivata la fine. È arrivato un fiotto di zingaro, hanno attraversato le Alpi e su spuro sono finito. Sono convinto chi non pelliano mai. Questi stessi, su fai ne sono romano, su questo adesso che chiamo su noi. E poi questa guerra che quasi con il secolo passato, la guerra mondiale, e quindi sono tedeschi, sono nazisti, sono fascisti che vogliono comandare il mondo, sono antesi che vogliono appropriare del suo mondo. E sono finito, sono arrivato sull'americano, sono arrivato sull'inglese, su partigiano, e cosa vuol dire che è finito? Tutto convinto che in Sasalma, che il più forte incade, hanno il vero. Sono pensato che noi è arrivato un nemico, non ci né almas, non ci né flotta, né ha visto tutto il mondo, a bocchi da chi ha che il figlio. E che non interessa perché non nulla. Invece le guerre sono fatte solo con l'interesse, non che si ha la si difende, solo con l'interesse. E che in questo Covid non abbiamo fatto un preso nulla, finito su Covid è tornato a partire la trasparenza delle guerre, tutto bocca innocenti, che abbiamo risolto innocenti, noi stiamo a fare questa guerra. E mai, io me ne sono soltanto a poter scritto questa cosa che ho posato male. Quando l'impero romano comandai ad 11 continenti, da Africa fino all'Oriente, sul mondo giudia tutto in mano.
prendía ad un essere umano per levare un'iscia obbediente, a lucerrare intro las presones o ludare in pasto a solleones. Cus impetu de canto vidi forte, che in flottas a terra e navigantes, dotada de gallos elefantes, guerraia de notti mia morte. Sorveladiadores in trosa corte, a lotta per su pubblico vestante, la saían su zampe in sarena, iscurrende guerrillo da esa vena. Uno vio due gallos da oriente, atraesan sul monte ghiacciados, dai su barbaro Attila comandados, prochire in cammino tanta gente, fin sus unnos a comando e su valente, a distruere Roma dai fundados. Luogia su bava, li vedi clemenzia, tanto i segus torrassa resistencia. In sos primos annos de su bimbanta, fin sos annos de su novigentos, un uvio tumano e regimentos, han postus as almas canta canta. In sa terra entrea tuttuvanta, semenende d'errores turbulentos, a reattores che in bombas pesantes, lasciano in terra dannos devastantes. Cosa vide esa guerra dispotente contra sa germanica nazione, che solamente per una religione fa guerra sovrana in occidente, distruendo il povero innocente, se ne vaga il manco distinzione, sia de bestos, criaturas o feminas, la saian solamente las vecinas. A colpo de balas de mitralla, de canones, de garros o balmados, sos americanos faltin airados e ahí trenden volan sa muralla. Sos partigianos entran in battaglia contra Mussolini e alleados, propone fine a sa distruzione de interessos ma che na regione. Pustil de tantas guerras inutiles, non vadan ne vinquentes e ne visos, o envenido da esos abisos un nemico in oggi che fusiles, se in alma faguen molte viles, o chi che na vedire permiso, che este su mano che ha fatto male peus e come spedende aiuto a Deus. Ma Dio mi vale de me da irato contra tutto su manazzonia, che convinta de fare valentia barbaramente sa terra ha rubato. In su mondo e tutto su creato, l'ha fatto tutto una maladia, fattente guerra sa solo e verso, solamente per potere se interesso. Abbiamo a Franca Carta d'Eulia, arrivare pubblica fino alla virata, Microfono. No, per lui Rosario. Perfetto, una cosa che succede, bene così. Tanto terminavo la carta e grazie di scuola che mi sono ospitato in questa melodia, aumentare la poetica. Ora sono anche sulla scrittura, mentre maschi, il successo di devono sempre grazie al sicuro che mi spiega a invitare a Basarda e scrivi sardo. Poi come ti scrivo insomma, e se sul disetto, sui miei da conca, insomma, non vado in ordine preciso, ma comunque cercavo di dare un senso. E questo senso nel maschile, questo poeta non l'ho mai inteso. E ti hanno donato, ma chi è di questo poeta? E ha pubblicato uno scaricatore, insomma, ma di curiosità me, la verità, sa vita veramente rocambolesca, cantetto, è veramente incredibile, insomma. E le zene che sono pulezzi, tu hai scritto due ricasa, e da esse sono partita, poi ha commentato dietro le cose, insomma, mi sono pintato questo piazzo, che è stato girato un piazzo che fa chiuso, e proprio da leggere. Se abbiamo sbagliato qualche cosa, pazienza. Io sono chiave, argomenti. Per sentire di Giuseppe, poete, che manno so, un stazzo so in sagara,
a Sande Torra, in più di un gambunzu, povero, tracu promeda, cantore de onzi bisonzu, a carasegare che na buffare, mischia scomente vaghere, chi su dove andare a ottavasa, in mezzo a sorentese, brullasa e durche saburidoso, favias allegrare su popolo, metto velle puru a Maria Petenella. Deo del minore la poco nota questa prea. La mio in Saitaia, sormandoso, la raia, chi vuraia sospizzinoso che lo poneva a mente. E un battiere subito su. Questo scontoso ne vaghia a restare in domo. Un'altra svestita con frades e sorelmias, come l'isco tanto non l'ischia, varia ventumena gussadie, e vestita una femmina manna costruita da un lettore a fiores e pilo volente, non usava su conato e noi stimende a su curre diretto la domo nostra. Dai dando non bisogna sia riuso a passare un dia a punta sole e tu Giuseppe Taras a Manno Cantore a seguito questa drama in sa strada de scuole come subirimo l'accudo come una creatura torro grazie a tutto su schimare a smannare a sognare, a volare in questo viaggio della vita mia chi ti moria e recreo portasi cancaleu. Grazie Franca. Andiamo adelante e chiamiamo a Francesco Mura di Nuoro. Un applauso a Francesco. Va bene. Dunque, buonasera a tutti, se mi state a tutti, insomma, buonasera. Ho scritto una poesia che negoziando in un compagno, una lieve. Mi va bene data, va bene di tutto, mi va bene di un pistichinzo che hai dato. Ed è che la acconzavo, avanzata questa cosa, insomma. Mi contano che questo pistichinzo campava da che in una crudele penna. Isso, per un'umbra, e applicava su babbo. E non si vita corziava un angolo quando vi moribondo. E chi su macchiole lo cliccava mirando sul cielo e ascoltando il vento. E scossolava pensava sempre a sa mancanza che aveva fatto. Ammendava di come chi sacrificio e amore l'aveva pesato. Minava chi pareva di intendere la sua presenza e chi non mi colava via che non pensare un uomo lamentare che sul muro si è valutato a volte lo cliccava e gli pareva di intendere e fa vedere pareva convinto di intendere sempre questa presenza sua l'intendere di sagra, di sanima e Susanne crudele pena gusto è un disonore che non si può contare e pensa che a capore si ti posso perdonare. Io sono costuoso, chi mi sono cercando, e ti sei discriziando, mirando i soschelos. E quando non mi capita, quando mi pensa, ascoltando il vento, ma non sei contento. Che sempre su tavolo, chi non si sa dove quando mi sta un paugano, non può usare la sala. E come mi chiede per un momento solo, alle piave sono dolore, che hanno catato solo. Però natura già samuta, non solo con il mondo.
l'intra dopo s'attranta, mancare non solo esorto, che è sempre bene, sono un'anima passizzera, Deus lo intruso sempre, in s'anima e in saga. Ammento soschios, basicheros e abbraccios e canto sentimento, quando intendi a quinto su tutti colpito, fier bello che un stelio, e su che non fiti in sesetto, poi mi la dà a mano, tanta tribuia e affanno, mancandomi di rispetto, lascia lo spranto e sa lacrimas, sa textura e sus timones, e quando i s'anima ti spiega, non dire che sono ragioni, tu che capisci sono, si lo quieres más addobiare, in sombra di che col frisco per non scorrare a favegliare. Grazie. Sembra sono concluso, ora tu per tocca la poesia, ma è stato un tuo cammino, mura, Dio sì, e vediamo, si veste, si va in giro, e dopo il cammino marmellata che vede da interi. Capito mura, Dio sì. Ma capito? Buonasera a tutti. Venga avanti, dottore, venga. Avanti ancora, senza pietà. Fala. Questa musica addirittura la presento. La vena non si mancava, la sala naso in pena e tribulia, non si manda vena mia, canabagno in giro ma pizzo, della tua vacanzia e ti resisto, e seguire la tua bonità, a giovare e congegnare e fare l'opera di carità. Notte e die, versatie e imperio su loro, i loro sommini. Frutti la presenta riviusi per la Maria, e come sono bianchette perché due la poesia. Ancora a preparanza di dire da rifare, potete poter passare e passare. Finita. Grazie Gabriele, a te un aumento delle ferie. Chiamo a Capino Marmellata da Interi, gli dedichiamo un bel applauso che avete fatto il sacrificio. Uno dei cari noi e poi si prepara Maria Teresa di Miguello che canta la chitarra, questo sonore che si chiama Michele Mastio e poi questo chitarrista Alessandro, un altro cantatore Alessandro Magrini, come te vi Gavino lo seguito a cantare. Prego Gavino. Grazie. Buonasera a tutti. È un ruolo che si vede. Ha un ritardo abbastanza manno, però se deve venire a sicurezza, quindi perdonatemi buonosa. Che chi onorare un poeta di scuola è un onore poi isso, maestro, un onore pure per noi che siamo presenzienti, pure per ne rendere salto. Grazie a Soretta. Questa poesia che potevo leggere è nascita in un momento di difficoltà che spero che capita il caso possibile ad ognuno di noi. A me mi è capitato a Dolomanno di vivere e quindi ho fatto questo sonetto infinitia quando uno non va in speranza e
e praticamente pensa che tutto ciò che ha realizzato, ciò che ha fatto, resta di nove, lo lascia di nove e ha pagato a saldo tutto il suo debito. Infinitia, Leonardo, chi te ne va come questa ricchezza e di tutto il suo bene del suo mondo? A primo la salute a se stessa, tutto il resto, e da secondo. Ha provato a girare in tondo, ma il bene da sola è saresa. Come che è arrivato su in fondo, su che in leo e che stava a terra. Sofferenza di un mondo ingrato, a sa sorte o destino attribuita, però sono credente bene dai Dio. Il stracco no, ma sono di fatto, di tutto sulla pappa in sa vita, pensando a chi è andato a vivere. Una tentativa di però usate la poesia. Sai, presentare questa poesia di un conterraneo nostro usato in che continente, che riteniamo a meta all'inizio. Del gusto sonetto che ha fatto Leo. Però non so che si inizia, poi abbiamo tutto il suo tempo su magari con qualche mezza, regionale, eccetera. Non è che poi sciamo un pelo che siamo meta, però sapete che è un momento di raccoglimento. Grazie a Augusto. Allora, questo poeta, che è un saldo come me, dei Ittiri, però sulle fattende Marietto con ala simbolo, questo associa alla simbolo, questo le fattende a Roma, è presidente del suo gremio, del suo saldo, del suo circolo saldo da Roma. Una persona che si ha dato sempre da pagare, poi sa cultura è l'invasata che è la cosa più che non si interessa. È un poeta, figlio di Astene in qualche maniera, da un anno, che fu già poeta, sottioso, cantava pure in palco, e quindi questo ma che filo dedicare uno 30 serre trovato che dopo riconoscenza l'ha proposto dello recitare a voi, se siete d'accordo. Caro Gavino, amico stimato, questo modello dai coro di mando, quando vuende non pare sa vita, mica non l'hanno ancora finita, che ad ogni ora che non viene regalata, che era benedita e ripetuta, mica finita non l'hanno ancora, che non viene regalata ogni ora, che il nostro Signore non sa niente. Caro Gavino, amico stimato, questo modello dai coro di mando, quando sa vita non pare fuente. Come se tu è preguntende, non andano tutte le ricchezze, e con il poderio e bellezza, preguntende come se tu tutte le ricchezze andano in noi, tutto ciò che abbiamo fatto ideale. Caro Gavino, amico stimato, questo modello dai coro di mando, quando sa vita non pare, quando sa vita fuente non pare, ma è dovere che somine impare, che su viaggiare in terra dura pago, che buttio de acqua entro sul lago, ma che somine impare da dovere, che va a gobare in terra su viaggiare, e provusso con te mi dimando. Ma potete difficoltà pure questa mano. Caro Gavino, amico stimato, quando vuoi non pare sa vita, questo modello dai coro di mando, è mezzo regalare amore dando, quando attraversare devimo sa vita, da essa naschida a sa cumplita, è mezzo tanto amore regalare. Quando sa vita devimo attraversare, come te pare stuve, amico bello. Caro Gavino, amico stimato, quando vuoi non pare sa vita, dai coro ti mando sul modello. Tu hai impresso verso la pinzello, diverso concetto potente a pizzo, che serte poeta amano,
di mio vizzo, a pinzello, do impresso verso, dovendo a pizzo con un setto diverso, canta condivisato che tesoro. Caro Gavino, amico stimato, quando vuoi non pare sa vita, questo modello ti mando dai coro. E sono male che te non ignoro, ma pare posso bene cardonato, posso aver fatto e posso aver nato, e non ignoro, sono male che te ma pare progas donato so bene, e progusso in tutto essere amato. Quando vuoi non pare sa vita, questo modello dai coro di mando, caro Gavino, amico stimato. La ita saressa affentomato, se ancora in mezzo deve porne cosa, non scusa forza, tassa bella rosa, la ita affentomato saressa, se ancora deve porne resa mesa, uomine sabio e senza nemico. Quando vuoi non pare sa vita, questo modello da coro di mando, caro Gavino, stimato amico, se pane uno, figlio e bonodrigo, se lizzo e spantato e poesia, in fisarmonti Monica fa melodia, de bonodrigo, se pane, pozzo e figlio, se de poesia e spantato lizzo, e a forza e coraggio leonino, quando vuoi non pare sa vita, questo modello da coro di mando, amico e stimato, caro Gavino, teniti forte e sii su cammino, e Dio che per te sorte ha descritto, provento e fuoco, caldo e fritto, sii su cammino e teniti forte, e Dio che l'ha descritto in sorte, infinitia, uno sonetto bello, che in coro ma posto sul modello. Grazie. Grazie per la bella poesia. Grazie a voi, si può mai invitato, è sempre un piacere a nostra chiamata. Grazie ancora. Questa poesia forse abbiamo finito, però mi ha lasciato suonando Francesco Vaticano. Ah no. Ma criato la suona Francesco Russo. Perché legge l'altra poesia, Francesco? No. No, l'ho lasciato suonando. Bene, intanto chiamiamo a Maria Teresa Pirrighetto del Tempio, una grande cantatora, molto per la buona Tissara, premiata Ruolo dell'anno della Regione Sardegna, diamo un numero a Alessandro Magrini che canta la compagna Maria Teresa e la compagna della chitarra Michele Mastio, papà mai si chiama più volte Mastio, ma sta venendo Una gara
Si avvicina Alessandro Magrini. Alessandro Magrini, Devo aumentare. Facciamo oggi in re.
poesia inizia che questo Doschi Cipriana e poi sono scritto su poeta che non trova sospiro di vita. A me una volta mi hanno briato che avevo cantato in un palco, ma a me non mi riporta a nulla, era fatto un libro, l'ha risposto sui social, l'ho letto tutto su uno, quindi non penso che in una idea del Novizani ma sarà può cambiare questa situazione, magari questo parente di gusto o di gusto. La poesia gusta quindi. E dai, sì. Avanti qui. Sans serra super bimirrita contro paschettato tamana armata paschettato tu in una valita mamma in messe pila la tribala besci fora che anima irada con la figura bene la tinta mentre si vinghera in consistente dotti di puro iude camminante di puro ia fai da male contro l'ubico intera offeso nelle scuola Antoni Pascale e mensa tu fuggi che spusti peso che il libro le vita atteso che mi curre in la pace bestiale mentre schifi feroci furiato danno incontrei alcuni imbrugliato in passati vai da mica il libro
Thank you.